l'idea che questo spazio possa essere molto diverso rispetto a quanto noi siamo abituati a vedere e ad utilizzare, ecco, era l'idea appunto il discorso, la visione, la proposta che volevamo fare. Quinta edizione, quinto anno di Festa di Piazze, quindi quinta svuotata, diciamo, di alcuni spazi che sono abitualmente piazze ma destinate anche a parcheggio. 3 appuntamenti quest'anno, siamo un po' a risorse ridotte, ma abbiamo voluto mantenere naturalmente l'appuntamento. La prima è stata, come è per tradizione, San Leonardo, che ha una platea naturale, diciamo, dal punto di vista architettonico. La seconda piazza, quella di stasera, è Piazza San Giovanni, una piazza molto complicata perché è di fatto una piazza di transito divisa a metà da questa grande aiuola con alberi importanti, dove abbiamo cercato appunto una ulteriore azione di svuotamento che ci è riuscita in parte, ma comunque si riesce a percepirne la bellezza architettonica e la grande capacità di spazio di accoglienza che può vantare. Questa sera è anche una serata molto particolare perché faremo un annuncio dedicato appunto alla memoria delle vittime che queste guerre che stanno insanguinando il nostro pianeta ci passano molto vicino, ma in realtà ci sembrano anche tanto lontane. Il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare: far sorridere il mondo e non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bimbi, che spesso non ne hanno, perché ne hai troppi tu, che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci, che la tua mamma non è solo tua, e tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame, non avere freddo, non avere paura. Avremo 2 momenti artistici, uno di danza, uno coreografico, con Chiaro Rivieri che ci racconta sempre attraverso il suo linguaggio come trasformare la musica classica in contemporanea, in danza contemporanea. E poi Apogeo, che è una realtà, un ensemble al quale noi siamo molto molto legati, che questa sera si presenta in 2+1, cioè in 3 artisti. Con una carrellata appunto di brani davvero molto affascinanti. Il prossimo appuntamento invece lo abbiamo dedicato a una via che è sostanzialmente diventata una piazza, via Torquato Tasso. È un compendio molto interessante con la presenza di scuole
il Pidentino, il Carro d'Arco e la scuola elementare, che l'amministrazione ha deciso appunto di trasformare in una via chiusa e uno spazio da destinare ovviamente ai ragazzi, alle famiglie, alla funzionalità appunto e alla mobilità legata alla scuola. Ecco, noi faremo anche una proposta, ma saremo lì per accogliervi l'ultima sera sempre con Festa di Piazze a Mantova.